Buongiorno a tutti, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Nella puntata precedente vi abbiamo lasciati così in un clima di suspense perché stavamo parlando di piante che possono trarre in inganno. Con noi in studio, come nella scorsa puntata, c'è la filosofa delle piante Chiara Saccavini, che salutiamo e ringraziamo per essere ritornata nei nostri studi. Abbiamo detto, la volta scorsa ci siamo lasciati e stavamo parlando di digitale. Parliamo anche di acconito, no? I delitti, no, descritti da Agatha Christie prendevano spesso spunto proprio dalle piante. Sì, perché la Christie non soltanto era stata una grande conoscitrice come infermiera durante la guerra delle sostanze chimiche, tossiche, eccetera, perché aveva un'esperienza pratica, ma anche aveva un grandissimo giardino e quindi in molti dei suoi racconti si trovano riferimenti alle piante. Penso alla rosa zeffirina che, sì, per esempio, fa risolvere a Poirot uno dei suoi casi, perché non ha le spine. E le piante tossiche, diciamo, rientrano spesso appunto in queste storie. Lei parlava appunto dell'acconito. Sì, parlavo dell'acconito, dopo ritorniamo un attimo ancora sul libro, proprio se la morte fosse un fiore profumato, no? Sì, gioca nel titolo appunto su questa ambiguità sul male e il bene delle piante, perché c'è sempre poi una speranza nelle cose. Deve esserci, specie in questo periodo che è complicato di suo. L'acconito è una pianta molto subdola perché cresce nei prati, anche nella nostra zona, un po' verso la montagna, e ha dei fiori meravigliosi perché ha queste spighe di fiori bluette che sono davvero, attirano, diciamo, la nostra mano verso la pianta. Però ha delle sostanze che proprio attraverso la pelle riescono a penetrare, a darci dei problemi seri anche proprio con la loro tossicità. Quindi basta, anche quando noi la coltiviamo in giardino, perché è una pianta, specialmente l'Aconiton apellus, che si coltiva frequentemente anche in giardino, ricordiamoci sempre di curarla con dei guanti. Ecco, poi ci sono anche altre piante a cui bisogna prestare attenzione, gli oleandri ad esempio, no? Però soprattutto per gli animali. Sì, perché diciamo, sia l'oleandro sia il bosso, per esempio, sono piante tossiche, però sono talmente amare che ci è complicato deglutirle, per cui la pianta anche tenta di avvisarci. Certo è che purtroppo il nostro istinto verso la natura si è decisamente indebolito. Una volta si sapeva per intuito quasi, per istinto, quali erano le piante più delicate. Adesso questo non è così e quindi dobbiamo stare ancora più in attenzione, insomma. Ma parliamo delle meraviglie che ha portato in studio. La settimana scorsa ha parlato di menta e accanto alle piante di menta c'è anche la pianta del sale. Sì, c'è come curiosità questa pianta con la foglia così glauca, e in realtà è una triplex, è della famiglia delle... Ecco, vediamo se ce la indica magari. Per capirsi. È questa qui, eccola qua, questa con la foglia grigia. Questa è una pianta che è ancora poco conosciuta, ma che dona sapidità alle nostre pietanze cotte nei risi, nelle minestre, senza l'utilizzo del sale. Cioè va a sostituire il sale che sappiamo alla lunga può dare fastidio alle nostre arterie e alla nostra salute. Questa dà sapidità senza i controeffetti, diciamo. E accanto a questa, vediamo se riuscite a inquadrarla, c'è un'altra pianta all'apparenza così molto spartana, molto di poco effetto, che è la Rungia clossi ed è la pianta fungo. E quindi questa ha l'aroma? Se voi fate dei risotti, per esempio, non avete funghi a disposizione, prendete delle cime di questa erba e cotte assieme al riso danno un profumo di fungo meraviglioso. Ah, buono a sapersi. Invece, e si può coltivare in giardino adesso tranquillamente? Sono piante rustiche. L'erba sale è rustica, la Rungia cnossi generalmente è rustica anche lei, perde in questo caso la parte aerea e poi ricaccia dalla base. Accanto, se volete anche un'altra curiosità, ma è già un po' più diffusa negli ultimi anni,
è la salvia rutilans, che è conosciuta anche come salvia ananas, ed è un tipo di salvia dai fiori bellissimi, perché ha delle spighe di fiori rosso vivo che sbocciano dalla metà dell'estate verso l'autunno, e ha la caratteristica di profumare appunto di ananas, come dice il suo nome, ed è molto utile nelle macedonie, ad esempio, o sui gelati, o per dare appunto questi aromi freschi durante la bella Peccato stagione. che i profumi in televisione non riusciamo a trasmetterli. Perché sono veramente... Adesso riesco a sentirla bene, perché prima mi ha fatto provare, mi ha fatto annusare questo che sa di limone. Sì. È fortissima questa, E qui almeno per me. abbiamo scelto tutta una serie di pelargoni. I pelargoni sono quelli che noi comunemente chiamiamo gerani, i cannelons e i parigini, per capirci con macro categorie, diciamo. In realtà si tratta di una famiglia di circa 600 specie, originarie soprattutto del Sudafrica, alcune delle quali hanno un potere meraviglioso, perché esprimono dei profumi davvero spesso inaspettati, e hanno anche una loro valenza nella cucina. C'è un libro di diversi anni fa di Paolo Miccoli che si chiamava il profumo in bocca, ed è una serie di ricette fatte appunto tutte coi pelargoni, che possono dare profumo alle zuppe fredde, alle insalate, alle carni, al pesce, perché hanno profumi anche di limone spesso. Sì, infatti Inoltre, questo ha un questo si profumo chiama molto forte. lemon tree, si chiama, è un pelargonio che rimane davvero piccolo, cresce pochissimo, e lo chiamano anche bonsai perché questa è una pianta che avrà già 2 o 3 anni. C'è un legame speciale con la nostra terra. Prima citavo questo libro, bisognerebbe citare anche la signora Mirella Presot-Colavini, che è stata la prima a portarle in Friuli. Sono piante conosciute dalla fine del Settecento, soprattutto poi dell'Ottocento, ma in Friuli c'è stato un legame particolare, specie con questa specie, vediamo se riuscite a inquadrarla, è il Pelargonium graveolens, chiamato anche malvarosa, che è utilizzato da decenni per i ripieni dei chiarcions, dalle nostre donne carniche. Questa la sapevo, Questo è il graveolens, è davvero una pianta spettacolare, ha profumo di limone e rosa e conferisce veramente un aroma particolarissimo alle nostre pietanze. Quindi fra gli ingredienti dei chiarsons c'è anche lui, ci dovrebbe essere. A parte che ogni famiglia poi li fa. Lì c'è una ricetta speciale. Però questo è uno degli ingredienti che potrebbero essere, no, come base. Poi vi ho portato un altro pelargonio storico, che è questo, che è il Robert's Lemon Rose, che ha una foglia, vedete, molto molto particolare, e lui profuma di rosa e limone, e anche lui si usa in cucina. Così, anche questo è un profumo molto forte, si sente molto. Sì, poi la nostra percezione è molto Dipende, perché è soggettiva. No? Assolutamente, però vi ho scelto appunto delle varietà. Ricordo che queste piante hanno una storia anch'essa molto lunga. Nel primo degli anni dell'Ottocento venivano messi dei grandi vasi dove si passava, diciamo, accanto alle porte, perché sfiorando queste piante con grandi abiti che si usavano allora, si emanavano delle nuvole di profumo che coprivano magari qualche altro profumo non molto gradevole. E il geraniolo e il citronello, che è presente in tutte queste piante, ancora oggi è alla base di tantissimi profumi, dei saponi che usiamo quotidianamente. E serve anche a tenere lontane le zanzare. Assolutamente sì. Ecco, perché messe sui balconi aiutano. E lì c'è ci sono delle varietà che sono state proprio, non dico selezionate, ma si evidenziano la presenza di alcune sostanze. Purtroppo non l'ho portato qui, ma c'è una varietà che si chiama Atomic Snowflake, che è in assoluto il più ricco di queste sostanze repellenti per le zanzare. Quindi se si riempiono i balconi? Questo, il basilico, la lavanda sono molto utili. Quindi aiutano tanto. Poi mi deve togliere questa curiosità, perché continuo ad annusare, arriva dal Brasile.
Allora, eucaliptolo, no? allora, queste sono delle piante che, se volete, ecco, sta già inquadrando. Sono piante grasse queste? Nì, sono delle succulente. Fanno parte della famiglia, vedete, di questa pianta con la foglia bianca, crema e verde, che siamo abituati abbastanza a conoscere perché è quello che chiamiamo volgarmente incenso e lo coltiviamo anche assieme ai gerani. Anche lui allontana tantissimo le zanzare. Però all'interno di questa famiglia molto speciale, che stanno studiando attualmente i nostri chimici, abbiamo delle piante come quelle che indicava lei, tipo l'origano cubano e questa particolare qui che è quella da cui estraggono il Vicks, che sono piante adattogene e le stanno analizzando per la capacità antinfiammatoria delle sostanze che contengono. Quindi nei prossimi anni sentiremo molto parlare di questi Plectranthus, com'è il loro nome. Ecco, ci ha dato quindi anche una primizia, no? Ci ha anticipato. Sì, ci sono davvero studi molto, molto importanti che stanno emergendo e venendo avanti. Bene, siamo giunti al termine di questo incontro con la filosofa delle piante Chiara Saccavini. Quindi non posso fare altro che ringraziarla per essere stata qui con noi. Per poterle far divulgare, farle conoscere. E beh, ma è un piacere, sono talmente belle, sono talmente profumate, portano allegria in una casa e sulla tavola. Certo. Quindi, e portano benessere. Assolutamente. Quindi, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Arrivederci.